Se lui vuole fare politica, demagogia, sono la persona sbagliata. Quindi denuncia Marco Serena. Denuncio tutti, denuncio Marco Serena, denuncio il vigile, denuncio anche il dirigente dell'ufficio tecnico. I controlli all'ordine del giorno, le telefonate che arrivano dal municipio hanno toni pesanti e poi l'ultima mossa, una sorta di blitz degli agenti di polizia locale che sostiene i responsabili dell'associazione Hilal che si occupa di accoglienza migranti avrebbero fotografato i locali della casa e gli ospiti, minacciando poi una sanzione di 320 euro ciascuno se Khesdraji non si fosse presentato al comando. Sono venuti lì senza la nostra insaputa, vigili con il sindaco a fotografare, a entrare lì, quella è una proprietà privata e prima di entrare in quella proprietà deve avere almeno il consenso del proprietario. Una casa singola nel comune di Villorba, lì da qualche tempo risiedono 14 migranti in accordo con l'USL, 3 famiglie nigeriane e camerunensi. Tra l'altro previo accordo con il sindaco Serena che avrebbe chiesto proprio che almeno venissero accolti nuclei familiari. Noi abbiamo una casa che da quasi 10 anni abitata normalmente da inquilini vari e non è mai stato un problema. Da quando sono venuti richiedenti asilo hanno cominciato a rompere le scatole. Intanto in provincia riemerge l'esigenza di un nuovo hub per i migranti, altri 500 arriveranno nelle prossime ore e i ripetuti appelli del prefetto Lega ai cittadini perché mettano a disposizione gli appartamenti resta inevaso.